Z Group, Communication by Image. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane, siamo a Valdobbiadene per parlarvi di San Gregorio 2010 con Pier Giorgio Davì, vice sindaco. Ha seguito personalmente quest'anno questa fiera straordinaria che continua a crescere. Quest'anno abbiamo puntato molto sulle piccole produzioni locali, cioè quelle piccoli prodotti che vengono prodotti dalle aziende agricole, quali il formaggio, le soppresse. C'è anche un motivo, Davì, perché qui con l'USL 8 voi avete sperimentato la possibilità di far produrre questi prodotti agli agricoltori e venderli seguendo i disciplinari comunitari. Ci siete riusciti a tal punto che è diventata una legge regionale e da Belluno, da Vicenza, tutti guardano a questo territorio. Sì, proprio è nata proprio qui a Valdobbiadene facendo squadra tra Regione, ULSS numero 8 e amministrazione comunale, una legge che permette a tutte le aziende di poter produrre e vendere i propri prodotti, non solo quindi soppresse ma anche salami. In futuro il nostro obiettivo è anche di estenderla alle marmellate e anche il miele. Se io dico, si sta così bene a Valdobbiadene, lei ha anche dei dati? Sì, si sta bene, non lo dico solamente io, c'è stata un'indagine fatta proprio da Panorama, che è il più diffuso settimanale d'Italia, dove hanno indicato fra 8.000 e 100 comuni come il comune di Valdobbiadene come il più sano di tutta Italia, e soprattutto per alcuni indici, fra cui meno malattie tumorali, meno ricoveri, ma uno dei parametri che ci ha fatto vincere l'alto numero di rivendita di prodotti a chilometri zero, cioè direttamente dal produttore al consumatore, come garanzia di prodotti sani e garanzia che il consumatore mangia un prodotto sano. Turisti, rechiamoci a Valdobbiadene e viviamo i prodotti, le colline, il territorio e la sua gente. Io la ringrazio davvero, grazie vice sindaco, noi ci fermiamo qui e possiamo far decollare questa puntata da San Gregorio dopo questo servizio di Cronache Trevigiane, tra poco. Appassionati di sci, amanti dei formaggi montani o semplicemente affascinati dalle Dolomiti, il mese di marzo ha in serbo per voi un appuntamento imperdibile: Sciare in Forma. Renzo Minella, presidente di Dolomiti Turismo, ci spiega di cosa si tratta. Prima rassegna nazionale dei formaggi di montagna, 26-28 marzo a Falcade, in occasione di un evento importante sportivo come i campionati italiani assoluti di sci alpino. È un momento non solo di sport, ma di tradizioni, di enogastronomia e di cultura. Falcade dunque per un lungo weekend sarà la patria dei formaggi montani provenienti da tante regioni d'Italia. Tutta la provincia sarà coinvolta. Terenzio Borga, presidente di Aprolav, ci spiega perché la scelta sia caduta proprio sulla montagna veneta. Belluno è un baluardo per quello che riguarda le produzioni tipiche e le produzioni anche di un certo livello per quello che riguarda l'industria, per cui anche qua avremo un'ulteriore occasione per mettere in vetrina quelle che sono le eccellenze del Veneto. I formaggi protagonisti di questa rassegna non saranno solo da guardare, ma potranno essere acquistati e degustati con il meglio dei prodotti tipici locali. Il miele, le confetture, la polenta e il pane che vengono fatti in montagna, proprio per apprezzare ancora di più appunto i formaggi nel loro ambiente e soprattutto con quelli che sono stati con quella che è sempre stata la storia dei territori. Una storia fatta di tradizioni e passato, ma anche di creatività e futuro, come ci spiega il presidente della provincia di Belluno, Giampaolo Bottaccin. Noi come Veneto e come provincia di Belluno abbiamo parecchi formaggi, alcuni anche a marchio, e saremo ben lieti di confrontarci con i formaggi degli altri territori dell'arco alpino d'Italia. Crediamo che questo possa dare un futuro anche per le nostre aziende agricole di montagna che in provincia di Belluno stanno rinascendo anche grazie all'impegno di molti giovani. Un'occasione unica questa di Sciare in Forma per presentare al mondo il meglio dell'ospitalità bellunese e veneta. Noi crediamo che possa essere un importante anche strumento di promozione del territorio, quindi per dare risposte al turismo. Nel corso della 3 giorni, oltre all'esposizione con degustazione dei formaggi e alle gare dei campionati italiani assoluti di sci alpino, sono state organizzate, con l'ausilio dei ristoratori bellunesi di alto gusto e con il circolo dei buongustai capitanati dallo chef nazionale Fabio Campoli, 2 serate enogastronomiche, nelle quali la maestria degli chef saprà conquistare i visitatori con menù speciali, rivisitando anche il menù della serata di gala di Casa Italia proposto alle Olimpiadi di Vancouver.
quest'idea di abbinare il prodotto lattiero-caseario, i formaggi di montagna, a una manifestazione sportiva legata alla montagna, crediamo sia vincente. Rimaniamo a San Gregorio, a Valdobbiadene, terra di alta marca, ma voglio entrare ovviamente proprio nelle locande e sapori di alta marca dal nome di un'iniziativa che sta per svolgersi al Vinitaly 2010. Gianpietro Comolli, buona giornata, grazie per l'attesa e l'attenzione a Cronache Trevigiane. Allora, un'iniziativa che porta ovviamente i saperi e i sapori di alta marca all'attenzione mondiale attraverso il Vinitaly. Alta marca si sposta in Vinitaly per presentare piatti, ricette, gastronomia, cultura, turismo e quello che noi riusciamo a fare. Un periodo sicuramente importante con la mostra del Cima del Conegliano. Ecco, ricordiamo le date del Vinitaly. Le date del Vinitaly sono dall'8 al 12 di aprile, per cui tutti i giorni noi in alta marca in questo nostro padiglione presentiamo piatti, ricette e ristorazione, per cui chi vuol venire sicuramente ben accetto. Faremo dei menù legati ai prodotti tipici e al ricordo di quello che è una tradizione culinaria trevigiana della provincia di Treviso, delle colline della provincia di Treviso molto importante. Quindi appuntamento al Vinitaly, non mancate di frequentare questo padiglione dove Alta Marca esprimerà tutta la sapienza dell'arte culinaria ed enogastronomica di queste terre e sarà adesso parlo all'esperto di vino, sarà il primo Vinitaly dove si presenteranno la DOCG del Prosecco e la nuova DOC del Prosecco, due frecce importantissime nell'arco di queste terre. Il Vinitaly sarà l'occasione di abbinare i grandi spumanti superiori di questo territorio con i grandi piatti dell'arte culinaria trevigiana delle colline. E ricordiamolo infine che da questi mesi il vitigno non è più Prosecco, si chiama Glera e quindi in giro per il mondo il Prosecco non può essere più prodotto e questa è la grande conquista. No, o meglio, il vero e unico Prosecco è quello prodotto in alta marca, quindi sia nella formulazione DOCG che nella formulazione DOC. Allora grazie a Comolli e ad Alta Marca per questa testimonianza dei saperi e dei sapori, come diciamo sempre, di queste terre che verranno proposti, come detto, al Vinitaly, ma attenzione, la differenza la fate sempre voi leggendo le etichette dei prodotti che andate ad acquistare e quindi acquistando con consapevolezza. A tra poco. Percorrere a piedi o in bicicletta l'intero corso del fiume Sile diventerà presto realtà. Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha richiesto un finanziamento regionale per completare la rete di percorsi ciclopedonabili del Girasile, la Greenway del fiume. Il presidente del parco, Alberto Magaton, ci illustra quali saranno gli interventi più importanti. Gli interventi per cui chiediamo il finanziamento sono sostanzialmente quelli di ultimazione della Treviso-Stiglia, poi il ponte d'Orlando tra San Giuseppe e Sant'Angelo, la passerella che collegherà il borgo di Sant'Antonino con Villa Pendula e poi l'ultimazione dei tratti di Alzaia a Casale e poi anche a Musestre in zona di Roncade. E questi sono gli interventi principali in modo da completare la Greenway. Altro fiore all'occhiello del parco è la Treviso-Stiglia. Linea ferroviaria abbandonata, trasformata in una via verde per la quale sono previsti nuovi ambiziosi interventi e ampliamenti, anche ben oltre i confini del parco. Ce ne parla Eric Zanata, vicepresidente del Parco del Sile. Noi siamo i primi ad averla acquistata dalle ferrovie dello Stato, l'abbiamo riqualificata per circa il 60%. Oggi sia la provincia di Padova e quella di Vicenza ne stanno acquisendo i tratti e hanno già delle progettualità. L'idea generale veneta è quella di collegare Mantova e quindi Ostiglia con Treviso con una pista lunga circa 116 km e potrà tramite il fiume Po e la litoranea veneta fare sistema ciclofluviale. Anche Treviso Mercati è coinvolta nel progetto. Il completamento della Greenway garantirà una maggior visibilità alle tante eccellenze agricole presenti nel territorio del parco. Ai nostri microfoni il presidente di Treviso Mercati, Roberto Loschi. Credo che far conoscere la nostra campagna a quelli che poi saranno i nostri produttori non faccia altro che incrementare la fiducia del consumatore nella salubrità del prodotto e nella bellezza delle aree che seguono l'asse del Sile. Parco del Fiume Sile, il parco che cresce.